Musica, danze folcloristiche e pietanze d'ogni genere con l'immancabile Panica Susizza accompagnati da buon vino e tanta allegria. Sono stati il tema della rievocazione alla memoria storica del quartiere Madonna degli Angeli. Per festeggiare 70 anni dalla fondazione della comunità parrocchiale, gli abitanti della zona hanno deciso di dar luogo a questo momento di convivialità tra vicini di casa, invitando amici e membri di altri quartieri. Presenti alla serata anche il sindaco Calogero Firetto e l'assessore al centro storico Nino Amato, promotore dell'iniziativa. C'è una rinnovata voglia di riappropriarsi di spazi comuni, il centro storico sotto questo aspetto sta vivendo una nuova stagione, la stagione dell'orgoglio dell'appartenenza, la stagione della condivisione. Questi sono momenti di condivisione e che danno quel senso del quartiere che si unisce, che crea e intesse rapporti in una logica più ampia di città che cresce. E come mi pare che qui a Madonna degli Angeli, in questo pezzo di centro storico, questa voglia di identificarsi con i propri spazi è forte, così come è forte in altre parti del nostro centro storico. Vediamo sempre di più facciate che si rifanno, grazie magari al contributo dell'amministrazione comunale, alcuni invece per libera e autonoma attività dei singoli, e poi tanta gente, tanti nostri concittadini che accudiscono spazi, che creano aree di verdi, aree di bellezza. La piazza è bella piena di gente e sono convinto che tanti altri momenti di aggregazione vivremo all'interno del centro storico. Questa è la prima occasione, mentre durante l'estate noi contiamo di organizzare una serie di eventi dove dopo aver portato i bambini delle scuole all'interno del centro storico porteremo la storia all'interno dei cortili per ricordare un pochino alle persone che vi abitano, ma inviteremo anche quelli che non conoscono bene il centro storico nelle serate estive per parlare della storia del centro storico, quindi del passato, del presente e di quello che potrà essere il centro storico. Tutto questo penso che lo faremo a partire da fine di giugno e per tutta l'estate. Una ricorrenza molto importante per il quartiere, per la parrocchia che è centro nevralgico del quartiere. Per questa ricorrenza si intende festeggiare proprio Santa Maria degli Angeli. Dopo tanti anni di silenzio questa festa torna ad essere celebrata, torna ad essere festeggiata da tante persone, da tutto il quartiere, quindi è soprattutto una festa di popolo, delle persone che abitano il quartiere e oltre.